Noi aiutiamo i migranti, non è vero che ho detto così, io ho detto soltanto che noi siamo, nel nostro DNA, siamo sempre pronti a aiutare tutti quanti, aiutiamo, noi siamo pronti per partire quando c'è qualche terremoto, qualche alluvione, noi siamo disponibili e siamo forse gli unici che con la protezione civile e dando il nostro aiuto lo diamo sempre gratuitamente. Polemica a Vittorio Veneto tra gli alpini profughi relativa alla loro accoglienza. Fraintese le nostre parole, dice oggi Angelo Bizze, presidente di sezione. Dopo il sit-in degli immigrati ospiti del CEIS che sabato scorso davanti al municipio reclamavano la residenza, le penne nere chiedono chiarezza su come muoversi in materia di accoglienza. Prima dei rifugiati, dice Bizze, ci sono gli italiani in difficoltà. Per avere più chiarezza da parte dei nostri governanti, dei nostri politici che ci dicano cosa dobbiamo fare, cosa si deve fare, perché noi, come abbiamo sempre dimostrato, dobbiamo e abbiamo pensato anche alla nostra gente, ai nostri italiani che in questo periodo di crisi sono molto messi male nelle famiglie. Se sulla questione dei profughi arrivano, c'è uno che non li vuole, l'altro che li vuole, sì che in questo momento noi non possiamo muoverci sicuramente. Certo non possiamo sempre dire sì senza avere un'idea chiara, insomma.